Cristiana Cirielli, presidente delle Donne del Vino, ci presenta un'interessante iniziativa che si è svolta questa mattina. Buongiorno, io presento questa terza edizione di Tacco e Spacco contro Cappa e Spada, che è un'edizione nata dalla mia mente per festeggiare i 25 anni dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino in tutta Italia, e ogni regione faceva un evento. Questo succedeva nel 2013, poi essendo piaciuta al pubblico, all'Electrolux che ci dà lo spazio, e avendo anche dalle Donne del Vino sempre un notevole supporto, ho deciso di ripeterla negli anni, quindi questa è la terza edizione. E abbiamo dei cuochi che vengono dal Piemonte, dalla Toscana, dal Trentino, e sono tre donne del vino, e tre cuochi chef che vengono dal Friuli, dal Piemonte e dal Veneto. È una gara che negli anni ha sempre preso più piede. Quest'anno l'abbiamo fatta più ricca per coinvolgere di più il pubblico e perché appunto si possa interagire con il pubblico. Anche il pubblico deve stare attento a quanto viene detto, perché poi appunto abbiamo dato un questionario e ci sono dei premi anche per il pubblico stesso. Ecco, questa mattina com'è andata, come si è sviluppata questa gara? Questa gara si è sviluppata con la presentazione di alcuni interventi che erano stati organizzati dalla giuria, nel senso che ho fatto parlare Alberto Passi, che è il presidente delle Ville Venete, ho fatto parlare Ennio Furlan, che ha scritto un libro sulle erbe, ho fatto parlare la Gianna Bongiorno, che ha questa realtà perché è la direttrice della scuola Cucinando, in maniera da intervallare il tempo dedicato ai cuochi, che sono stati intervistati da Aurora Endrici, che è un'ottima conduttrice e donna del vino del Trentino, e quindi è un bel evento che è stato interessante per tutti, sia per il pubblico che per la giuria e naturalmente per i cuochi.